Siamo nuovamente in diretta e cerchiamo di capire proprio rispetto alle nuove misure prese dal decreto che ha annunciato il Premier Conte, chi deve chiudere e chi può tenere aperto in questa giornata che davvero è stata per molti cruciale. Chi apre, chi chiude, la giungla di 97 codici da spulciare, gli interrogativi che si rincorrono, i sì, i ma, i forse. 24 ore sul filo del caos e dell'incertezza, messaggi che si sono moltiplicati tra aziende e dipendenti a ritmo frenetico. E noi apriamo o chiudiamo, andiamo o no al lavoro. Una difficoltà legata soprattutto alle numerose eccezioni di un DPCM allargato rispetto alla prima bozza sul tavolo del governo, ed è anche per questo che i sindacati sono nuovamente sul piede di guerra. Ma tant'è, le realtà produttive legate alla filiera delle aziende strategiche non possono interrompere la loro attività, ad esempio molte aziende metalmeccaniche o del settore chimico. Di sicuro lo stop riguarda i cantieri, l'industria delle auto, la produzione di tessuti, eccezion fatta per il vestiario da lavoro, camici in primis e tutto ciò che è legato alla filiera medica. Stop anche al settore dei mobili, alla pelletteria, alla metallurgia, alla produzione di giocattoli, gioielli, articoli sportivi, al commercio, con l'eccezione fatta della produzione e vendita alimentare, che come sappiamo resta attiva. Semaforo verde dunque per l'agroalimentare, la farmaceutica, i trasporti, le edicole, le tabaccherie, gli studi professionali, i servizi bancari e assicurativi, le riparazioni, l'assistenza di telefonia e computer, l'editoria, l'informazione, gli alberghi, il personale domestico. Da sottolineare come in ogni caso molte di queste realtà abbiano già avviato autonomamente, laddove possibile, lo smart working, il lavoro da remoto. Di qui e fino al 3 aprile, insomma, un'Italia del lavoro a macchie di leopardo, sempre che non arrivino nuovi giri di vite. Intanto questo difficile momento per quanto riguarda questa difficile situazione soprattutto sanitaria sta interessando per quanto poco anche tutto quello che riguarda gli animali domestici, gli animali di casa che necessitano una cura ulteriore, maggiore attenzione in questo momento che è già difficile di per sé. Il coronavirus colpisce indirettamente anche i nostri amici a quattro zampe in quanto meno liberi di muoversi, anche se il decreto ministeriale consente che vi siano uscite per i loro bisogni fisiologici nel raggio di 200 metri da casa. Ed ecco allora tutte le raccomandazioni degli esperti, in questo caso di Kazampa, che hanno stilato delle linee guida. Fondamentale igienizzare frequentemente senza sciacquare, una o più volte al giorno e soprattutto al rientro da una passeggiata con idonee salviettine umidificate a base di clorexidina le aree cutanee più soggette a sporcizia, zampette, area genito-anale. Spazzolare, spazzolare, spazzolare. La priorità numero 1 sia per il cane sia per il gatto, permette di eliminare il pelo in eccesso, consente di tenere sotto controllo l'eventuale comparsa di pulci o zecche. Bagno ogni 2 settimane per un'azione antisettica forte. Oltre a lavare il cane, riduce l'odore del suo manto, va a eliminare il pelo in più presente per i continui ricambi. Clorexidina, come detto, l'alleata numero 1 contro virus e batteri, ancor più in questo periodo, quale efficace agente antimicrobico. Si consiglia l'utilizzo di shampoo contenente almeno una quantità pari al 4%. E manco a dirlo, il premio preferito finale anche per i nostri amici a quattro zampe sono le coccole, così come per i bambini più piccoli, visto che il bagnetto non è sempre un gioco gradito. Ecco perché è bene premiare il pet con una buona dose di coccole o qualche bocconcino. Insomma, alla fine è un po' quello che si fa tutti i giorni, un po' più di attenzione abbiamo sentito però per quanto riguarda la pulizia dell'animale che teniamo in casa e con cui siamo a strettissimo contatto. E per quanto riguarda invece il discorso legato alla distribuzione delle mascherine che sono state donate dalla Cina alla città di Padova, adesso sono state distribuite, sono state consegnate ai commercianti delle botteghe sotto il salone, alcune di queste mascherine donate, dicevamo, dalla delegazione cinese. È iniziata la distribuzione delle mascherine cinesi arrivate sabato come dono dal comune di Guangzhou. Da primi ospedali e forze dell'ordine. L'assessore al commercio Antonio Bressa ha fornito anche 500 mascherine ai commercianti delle botteghe sotto al salone. Era arrivata una precisa richiesta da parte dei negozianti sotto il salone che sono a contatto con i beni alimentari di prima necessità e con tanti cittadini che stanno venendo qui per rifornirsi.
Siccome è arrivata una buona quantità di mascherine in dono dalla città di Guangzhou, quindi dalla Cina, una parte di queste le stiamo dando ai soggetti che sono più esposti, come ha spiegato il sindaco in questi giorni, e quindi anche chi è a contatto con il pubblico, ed ecco che questa mattina quindi anche i negozianti di sotto al salone sono stati dotati delle mascherine protettive. E tra l'altro a proposito di mascherine, a proposito di aiuti, soprattutto nelle strutture che si trovano ad operare con la fascia più fragile della popolazione, stiamo parlando in primis delle strutture di accoglienza per anziani, le case di riposo. L'assessora regionale Manuela Lanzarina aveva parlato proprio durante la conferenza stampa odierna che si è tenuta come sempre nella sede regionale della Protezione Civile a Mestre, aveva detto che alcune personale della Croce Rossa sarebbe stato inviato per aiutare proprio le varie strutture, una nel Bassanese, nell'area del Bassanese. Abbiamo appena saputo che la struttura in questione a cui arriveranno ad Armanforte gli uomini della Croce Rossa sarà proprio Villaldina a Rossano Veneto. Allora senz'altro riusciremo anche a metterci in contatto con la stessa sindaca Morena Martini per avere maggiori chiarimenti, capire proprio nello specifico come funzionerà e come entreranno a far parte del gruppo delle persone già attive operanti all'interno di Villaldina Rossano Veneto. Quindi intanto la notizia l'abbiamo appena ricevuta e vogliamo rendervi appunto partecipi di questa notizia e poi pian piano, ecco, nel corso della nostra diretta, nel corso dei telegiornali serali, vedremo di metterci in contatto anche con la sindaca Morena Martini di Rossano Veneto. E intanto nei giorni scorsi vi abbiamo portato tante testimonianze di persone che si trovano, gli italiani che si trovano a vivere all'estero, e abbiamo chiesto proprio a loro come si percepisce quanto sta accadendo in Italia all'estero, ben consapevoli che il contagio sta raggiungendo proprio tutti i paesi a livello mondiale. E abbiamo allora raccolto la testimonianza di una giornalista finanziaria padovana che vive a Londra ed è rientrata proprio da Londra, è rientrata a casa con la madre in auto. Vediamo. Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina. Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata. Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio è il racconto di Alessia Pirolo, che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicini alla famiglia, vicino ad amici, sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola con tutto quello di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglia, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta.
Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta. È molto difficile la situazione anche di tutto il settore dei servizi alla persona, dei parrucchieri, degli estetisti e quant'altro, come ci conferma proprio la persona che siamo riusciti ad avvicinare e intervistare. Benvenuti, mi fa molto piacere accogliervi oggi nel mio salone, anche se chiuso. Questa è la divisa della nazionale e questa è la medaglia che ho vinto a Seul nel 2016. Prego. Come sta andando in questo periodo? Questo parla da solo. Che cos'è? Questi sono gli scontrini post di una settimana pari a 0. È un momento difficile, avete bisogno, avete richieste da fare al governo, alle istituzioni, agli enti. Quello che chiedo è una riduzione fiscale, un alleggerimento fiscale che ci aiuti a venire fuori dalla crisi in modo molto graduale. Non servono secondo me queste proroghe che poi comunque saranno incombenze che dovremo pagare più avanti e non siamo ancora pronti. È un momento molto difficile, nel mio caso ancora di più perché la mia specialità, le acconciature da sposa, è molto legata al mondo dei matrimoni. È un periodo sociale molto difficile, c'è tanta incertezza e tutte queste ragazze che devono sposarsi e che forse non potranno vedere realizzato il sogno della loro vita sono in crisi. Tante sicuramente faranno delle disdette. In questo periodo di chiusure forzate dei saloni sembra quasi d'obbligo il fai da te. C'è un argomento in testa alla classifica dei consigli richiesti. Sì, c'è un argomento che è in cima alla classifica. Tutti i giorni ricevo messaggi o telefonate dalle mie clienti. Sono disperate per il problema della ricrescita del colore. Cosa possiamo dire allora? Un consiglio utile? Il consiglio che spassionatamente vi do è di resistere. Non fate niente, non andate a rovinare il lavoro del vostro parrucchiere. Non fate come quella ragazza che un mese fa è entrata in salone e si era rovinata i capelli perché si era fatta la decolorazione a casa. Per rimediare al tutto abbiamo dovuto tagliarli corti. Piuttosto cercate di prendervi cura della salute del cuoio cappelluto e della bellezza dello stelo. Vi suggerisco di fare degli impacchi detossinanti di argilla sul cuoio cappelluto una volta alla settimana, con un tempo di posa di 20 minuti. Inoltre potete lavorare anche sulle lunghezze, facendo degli impacchi a base di olio di argan ed olio di jojoba. Questi potete farli anche 2 volte alla settimana. Riposate. Recuperate le energie, approfittate anche delle opportunità che ci sono anche nei momenti negativi, perché prima o poi questo brutto periodo finirà. Arrivederci. Beh, è una cosa che ha detto è sacrosanta, approfittate anche di cogliere dunque la positività anche quando si sta vivendo un momento particolarmente negativo. Questo è sacrosanto e vale davvero per tutti, non soltanto per chi ha la ricrescita accentuata sui capelli, che si vede proprio la ricrescita di colore. Per quanto riguarda invece, restiamo sempre a parlare di forma fisica e quant'altro, perché molte persone in realtà, soprattutto con le restrizioni, col giro di vite che è stato dato dal Premier Conte, si trovano davvero impossibilitate a uscire e sono davvero, cioè non sanno come fare per potersi mantenere in forma, poter fare almeno un po' di ginnastica, muoversi un po'. Bene, allora Rete Veneta ha pensato di realizzare queste lezioni di Tai Chi, di ginnastica dolce, di Zumba, perché no? Affinché tutti voi, basta che troviate un angolo libero, uno spazio libero, potrebbe essere il salotto, potrebbe essere la vostra camera da letto, potrebbe essere anche il garage, insomma un posto dove potete portare la televisione, avere la televisione e seguire senza problemi da casa, rigorosamente da casa, le lezioni che Rete Veneta vi propone. Allora vediamo assieme. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15.
Lezioni a distanza con spiegazioni chiare date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte. Stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abreu e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta. Non solo forma fisica, perché stiamo cercando davvero di venire incontro un po' a tutte le persone, anche a chi soffre per non riuscire ad andare alla messa, che sappiamo sono sospese le sante messe in questi giorni, in questi momenti difficili, però voi sapete che tutte le sere alle 18 potete seguire in diretta la Santa Messa dalla Basilica di Sant'Antonio di Padova. Pace e bene, siamo di fronte alla tomba del Santo della Basilica di Sant'Antonio a Padova, in questo tempo anche difficile, in cui siamo un po' anche costretti in casa e davanti al televisore o comunque con un tempo a disposizione. Ecco, sono lieto di poter anche dire che potremo trasmettere in diretta dalla tomba del Santo la Santa Messa ogni sera alle ore 18. Dunque tutte le sere alle 18 potete seguire la Santa Messa, abbiamo sentito, direttamente dalla Basilica del Santo di Padova. E l'effetto coronavirus si sta mostrando anche per quanto riguarda contratti che interessano badanti e interessano babysitter. Tutti a casa, vietate passeggiate, si esce solo per comprovato motivo, tra questi c'è il lavoro. E l'effetto in questo caso positivo del coronavirus è l'emersione dall'ombra di tutti quei lavori dediti alla cura degli anziani o di bambini, i cui genitori anche in questo difficile frangente sono chiamati a lavorare. Stiamo assistendo a un numero di regolarizzazioni elevatissimo, grazie a Dio, perché c'è bisogno del permesso per uscire, per andare a casa nelle nostre famiglie, per venire nelle nostre famiglie a aiutarci, a darci una mano o a badare ai nostri anziani. La regolarizzazione ha determinato il fatto che abbiamo implementato le linee disponibili, abbiamo messo un numero di telefonino per fare le assunzioni anche verso WhatsApp, perché i nostri servizi curano anche low cost la possibilità di curare tutte le pratiche per l'assunzione in regola delle badanti. Ecco, questo è un fenomeno molto presente di questi tempi. Aggiungiamoci anche un'altra cosa, le babysitter. Il governo ha stanziato 600 euro di sostegno a chi ha bisogno delle babysitter e sappiamo il perché i nostri figli non sono a scuola in questo periodo. Ebbene, per avere naturalmente questo sostegno devi avere un'assunzione regolarizzata, per cui anche qui c'è un grosso incremento delle assunzioni, questa è una cosa importante. Una cinquantina le regolarizzazioni di badanti che sono avvenute dalla stretta del governo sulle uscite. Per agevolare tale pratica il sindacato rimane aperto, anche se gran parte del lavoro si può fare via internet, mentre gli sportelli al pubblico sono aperti solo su appuntamento per pratiche però inderogabili. Di conseguenza abbiamo visto, si sta evolvendo anche tutto quello che riguarda i contratti per badanti e babysitter. E intanto continuano ad arrivare tantissimi messaggi al nostro numero 340 3218 806. Ricordo, mi raccomando, non fate telefonate, non fate chiamate, perché noi non risponderemo alle telefonate, ma senz'altro metteremo in onda, trasmetteremo e cercheremo di leggere il più possibile i vostri messaggi e cercheremo di mostrare il più possibile le vostre fotografie e i vostri video. Allora io approfitterei per leggere qualche altro messaggio che è arrivato alla nostra redazione. Sono un OS a casa e in casa con sorveglianza attiva, ma perché, visto che non ho fatto nessun tampone, i giorni passano e devo tornare al lavoro senza sapere, quindi c'è questa persona che deve tornare a lavorare, però non sa che cosa succederà, e non hanno, tra l'altro, non hanno fatto nessun tampone e non hanno neanche il materiale per potersi tutelare, quindi non hanno neanche le mascherine. E ancora, dove sono i controlli? Oggi anziani a piedi o in bici, macchine che girano con 3 persone sedute, tutti davanti.
Sappiamo benissimo che adesso, in base alle ultime direttive, si può stare in 2 persone in auto, tra l'altro uno deve essere davanti e l'altro deve essere seduto dietro in diagonale, non uno dietro l'altro. Insomma, sono tutti questi accorgimenti che dovrebbero servire a limitare al massimo, ecco, il contagio da coronavirus. Sono questi accorgimenti che però diventa indispensabile seguire per poter riuscire al meglio tutti quanti a superare questo momento difficile. In questi ospedali per il ricovero specifico di pazienti con Covid-19 il personale è adeguatamente protetto? Questo ce lo chiede Gianluca. Hanno sufficienti mascherine e grembiuli idonei? Sono stati fatti a tutti i tamponi? Se non è così il personale è a rischio. Davvero questa è una domanda che si stanno ponendo proprio tutte le persone che quotidianamente lavorano, che richiedono davvero di essere sottoposte, di avere i mezzi necessari per potersi tutelare, e adesso tra l'altro con l'arrivo anche, pare che stiano arrivando appunto queste nuove mascherine che verranno distribuite anche ai vari ospedali, si spera che le attrezzature, mascherine e quant'altro arrivino prima possibile per tutelare la salute di chi opera in prima persona per salvare tante vite umane. E questo messaggio è davvero davvero bello, lo voglio leggere e condividere con tutti voi. I nostri vecchi, tra virgolette, i nostri anziani, non sono morti in solitudine, ma abbracciati da quegli angeli in corsia che tanto hanno dato e che daranno ancora. Questo davvero è un messaggio splendido che, seppur nella tristezza di tante vite spezzate dal coronavirus, lancia lo stesso una gratitudine immensa nei confronti di chi si è dato da fare e continua a darsi da fare quotidianamente per salvare le vite umane. Che Zaia sia il governatore più dinamico, efficiente e concreto credo che sia opinione di tutti i veneti, esempio da imitare, ma poco imitato dal governo e soprattutto da chi rappresenta, dice questa nostra telespettatrice. E ancora, perché il governo non pensa al personale dei supermercati in pericolo tutti i giorni a contatto con il pubblico? Bravo Zaia, almeno la domenica stiamo al sicuro nelle nostre case, una volta erano tutti chiusi la domenica e non si moriva di fame. In effetti i supermercati hanno cominciato ad aprire da qualche decennio a sta parte, perché prima era sempre tutto chiuso la domenica e non c'era nessun problema, si faceva la spesa i giorni prima e non c'era nessun problema. Zaia fa bene a tenere chiuso alimentari la domenica, un giorno di interruzione al corona, grazie Zaia e a tutti i medici, e questo è un nostro telespettatore che scrive da Verona. Buongiorno, vorremmo tanto invitare i nostri cari governanti a devolvere il loro stipendio e soprattutto i loro vitalizi alla protezione civile per aiutare l'Italia tutta in questo tragico momento. Dobbiamo fermarci e dobbiamo capire che l'unico modo di arrestare la progressione di malati e di morti è bloccarci, fermarci, stare a casa, restare a casa. Anche le attività produttive vanno fermate e questo nostro telespettatore si firma come un medico di Cittadella. E ancora leggiamo l'ultimo, Zaia potrebbe rispolverare pure le famose ronde padane. Questo tra l'altro non è il primo telespettatore che ci appunto propone, anzi che propone a Zaia di riprendere in mano il discorso delle ronde. In realtà perché le ronde? Perché potrebbero fare consegna a domicilio ad anziani di alimentari e farmaci, quindi niente per qualcosa di straordinario o che sia, per dare una mano a chi già sta lavorando nel mondo del volontariato, dare una mano ad aiutare, a venire incontro ad anziani che magari sono soli e a persone che non hanno possibilità di uscire e si trovano costrette a casa senza magari avere la possibilità di andare a fare la spesa. E le ronde padane ripristinate in quest'ottica avrebbero anche una grande finalità, un grande scopo sociale. E adesso abbiamo raccolto la testimonianza di un medico, un rianimatore trevigiano. Video cazziatone per tutti. Bisogna stare a casa. Le scuole sono chiuse fino al 15 marzo. Fatevi una domanda. Italiano medio, fatti una domanda. Se le scuole stanno chiuse fino al 15 di marzo, secondo te A è Pasqua? Non lo è, te lo dico. B, c'è un pericolo di contagio. B, accendete la B. Io voglio sapere cosa ci fa tutta questa gente in giro. Adesso io non voglio dire dove sono per altre questioni. C'è troppa gente in giro. Allora ve la dico chiara, perché a volte certamente cercare di essere empatici non rende l'idea. Non ci sono i posti nelle rianimazioni.
non ci sono abbastanza respiratori. Noi anestesisti non ci siamo, ok? Vuol dire che i posti di rianimazione sono un numero, i pazienti che hanno bisogno di rianimazione sono e saranno di più. L'unica cosa che si può fare in caso in cui non ci siano abbastanza respiratori è bloccare le sale operatorie. Vuol dire che chi deve essere operato non può essere operato. Ad esempio, potrebbe essere una soluzione, non fate titoloni su questo ovviamente. I respiratori e il personale medico non è sufficiente a garantire il bisogno di numero di letti nelle rianimazioni. Se continuate a stare assembrati nei bar, nelle discoteche, se continuate a fare la vostra vita come sempre, aumenterete il numero di contagi. Allora, io non so più come dirvelo, i rianimatori non hanno ancora parlato, o non hanno parlato come hanno fatto i virologi, i microbiologi e tutti gli altri. Allora adesso parla un rianimatore e vi sto dicendo che se continuate così, il numero di polmoniti che ha bisogno di rianimazione aumenta e noi non sappiamo dove metterli. È più chiaro così? È detto in modo cristallino? Ecco, se non è chiaro, riascoltatelo. La situazione è difficile. È una situazione difficile, di questa situazione difficile abbiamo sentito per tutto il settore sanitario che si trova in grande sofferenza, anche se dobbiamo dire assolutamente una cosa: la situazione del Veneto non è assolutamente paragonabile a quella della Lombardia, dove è ancora più drammatica la situazione del personale sanitario, medico-sanitario e degli ospedali. Comunque è davvero critica anche da noi. Situazione critica per quanto riguarda tutta la fascia sanitaria, situazione critica anche per quanto riguarda i lavoratori, e i sindacati sono in prima linea. Abbiamo portato sabato al governo la questione di ridurre e sospendere tutte le attività produttive che non fossero essenziali, che non fossero indispensabili per garantire un minimo di tenuta economica e sociale, quindi i beni primari, i servizi fondamentali. Non lo abbiamo fatto a cuor leggero. Qui non ci sono degli irresponsabili, anzi sentiamo sulle nostre spalle una grande responsabilità nazionale. Poi c'è stato quel confronto che aveva trovato un punto di caduta sabato sera e abbiamo assistito invece domenica, nella giornata di ieri. Questo è stato il motivo dei ritardi, perché se no ci raccontiamo un po' delle storie, mettiamola così, ad un pressing francamente inaccettabile di alcune organizzazioni datoriali. Io faccio nomi e cognomi, con tutto il rispetto, Confindustria in primis, che ha attivato una logica lobbistica per cercare di annacquare e snaturare quella decisione. Mi si deve spiegare come mai un call center, magari con finalità commerciali, rientra all'interno delle attività essenziali. Noi pensiamo di no. Mi si deve spiegare come mai la Safilo, tanto per capirci ed entrare anche nel contesto regionale, debba continuare a produrre degli occhiali quando invece può tranquillamente, come hanno fatto altre realtà di quel settore, sospendere la produzione. Il tema della sicurezza non è soltanto, e per noi sarebbe più che sufficiente, una tutela delle persone che lavorano e delle loro famiglie, ma è anche un'esigenza per garantire, pur in queste condizioni difficilissime, un minimo di continuità ordinata, per quanto ridotta, delle attività produttive. Se non lo facciamo, questo è il messaggio che abbiamo mandato alle nostre controparti datoriali, non sarà un decreto del Presidente Conte, non sarà nemmeno uno sciopero della CGIL, sarà il virus a fermare le attività. Abbiamo sentito un appello che davvero sta preoccupando tantissime persone, i lavoratori soprattutto. Il virus rischia di bloccare tutto, non saranno i sindacati, non saranno appunto le misure del Premier Conte. Dobbiamo stare assolutamente alle regole, alle direttive che ci vengono date da Roma direttamente, ma anche dal governatore Zaia. Assolutamente seguire tutte queste direttive, che diventa indispensabile per poter superare questa crisi. E adesso vi facciamo sentire l'appello lanciato da un italiano, un giovane padovano che lavora all'estero e non riesce a tornare in Italia.
Beh, lei Sì, chiama eccoci qua, da Saint Barth. dell'isola di Saint Barth, sì, nelle piccole Antille francesi. Sì. E siamo un gruppo di più o meno 35-40 anni che lavoriamo per un albergo qui sull'isola, che dopo le norme per questo territorio francese emanate dal governo francese ci siamo trovati con l'albergo chiuso e a dover rientrare in Italia. Voi avete 3 casi positivi? Noi abbiamo 3 casi positivi che sono stati fermati e messi in isolamento, però non su quest'isola, perché in quest'isola realmente non esiste un ospedale. C'è soltanto una piccola clinica per qualche emergenza che può andare da un piccolo taglio, ma non è predisposto, non sono preparati. Cioè sostanzialmente voi siete in un'isola che non ha di fatto un ospedale e non potete spostarvi da lì? No, noi stiamo chiedendo alla Farnesina per impatto in Italia e la Farnesina non riusciamo a ricevere nessun tipo di informazione. Abbiamo chiamato, mandato email, chiesto a varie persone di poterci aiutare, ma in questo momento non abbiamo avuto risposta da nessuno. Solo in mattinata ci è arrivata via WhatsApp un'immagine di un volo in partenza fra qualche giorno da Guadalupe, che è un'isola qua vicino, ha dei costi realmente per noi che siamo qua per lavorare, ma anche per una persona normale, realmente improponibili, perché stiamo parlando di 1.500 euro, 3.000 euro a persona. Da quanto è che vi trovate nell'isola? Noi siamo qui da ottobre, saremmo dovuti rimanere qui fino ad agosto col termine della stagione, ma con tutto quel problema del coronavirus, nel giro di una settimana, da sabato scorso ad oggi, ci siamo trovati con l'albergo chiuso e col bisogno di rientrare a casa. Ecco, quando cominciavano ad arrivare, diciamo, le prime situazioni, diciamo, di emergenza un po' da tutto il mondo, voi cosa pensavate? Pensavate di essere forse fuori dall'emergenza o cominciavate già a inquietarvi? No, all'inizio pensavamo di non essere nel centro dell'emergenza, poi abbiamo visto che mano a mano il lavoro è andato scemando, essendo anche alta stagione, quindi abbiamo iniziato un attimo a riflettere sul da farsi. Ci hanno sempre detto tranquilli che non sarebbe successo niente, comunque la situazione sembrava ancora abbastanza sotto controllo. Dopo, nel giro di una settimana, anche in Francia è successo quello che è successo e ci siamo trovati, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto tutti i voli dall'Europa non si poteva più volare, ci siamo trovati completamente senza clienti e dover chiudere. Cosa chiedete allora voi? Perché cioè, la risposta, insomma, dalla Farnesina per adesso non c'è, ma cosa chiedete? Noi chiediamo alla Farnesina di spiegarci come poter rientrare in Italia e soprattutto se dovesse essere un costo, anche un costo abbastanza fattibile, perché non tutti qua hanno la possibilità di spendere certe cifre per poter tornare a casa. Io per i ragazzi che lavorano qui, quello che chiediamo è che la Farnesina ci dia segnale. Noi tutti i messaggi, tutte le email, tutto quello che abbiamo mandato, non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnale, tranne una chiamata dall'ambasciata italiana a Parigi dove praticamente ci diceva: trovate voi la soluzione per rientrare. Trovate voi la soluzione per entrare, questa è la risposta. Questo è il sunto del discorso fatto con un funzionario dell'ambasciata parigina. Mi sembra non corretto. Noi non stiamo soltanto chiedendo di poter tornare a casa. Pensi 35 famiglie in Italia che sanno in una situazione che sono loro e che siamo noi. 35 famiglie, 35 persone. Sì, c'è 35-40 persone solo dell'albergo, più altri italiani che stanno cercando di contattare per vedere se anche loro hanno bisogno di rimpatriare. Perché poi il pericolo qual è? Che se, avendo dei casi positivi, se si dovesse diffondere un'epidemia lì senza un ospedale è un disastro assoluto. È un disastro, c'è a Guadalupe, comunque a 20 minuti, mezz'ora di volo da qui, non si sa in che condizioni, oppure addirittura direttamente in Francia. Se scoppia anche qui arriva il coronavirus e scoppia in maniera abbastanza importante, dopo c'è il problema, non sappiamo a cosa andiamo incontro. Quindi la nostra preoccupazione soprattutto è questa. Già ci sono tutte le norme per non poter uscire, solo per andare al supermercato come in Italia, però ricordiamoci, siamo su un'isola veramente piccola. Abbiamo sentito qualche magari interferenza nell'audio, qualche problema tecnico, però è chiarissimo quello che ci ha comunicato questo padovano che si trova nelle Antille, davvero cioè, non riesce a tornare a casa, e tra l'altro ci sono quasi 40 famiglie che lavorano in questo albergo che sono totalmente isolate, lasciate in balia di loro stesse, ecco, e questa cosa fa davvero arrabbiare le persone che si trovano coinvolte in questa situazione, perché abbiamo sentito Biolzi ha detto semplicemente: noi vogliamo solo tornare a casa, punto e basta, non vogliamo fare altro.
però pare che sia davvero difficile, speriamo che si sblocchi per tutte queste persone la situazione. E per cercare di arginare qualsiasi ulteriore contagio, per cercare di appunto limitare al massimo questa emergenza Covid-19, un messaggio arriva proprio dall'altopiano di Asiago, nello specifico dal sindaco di Gallio, Emanuele Munari, nonché anche presidente dell'Unione Montana della Spettabile Reggenza dei 7 comuni, che lancia un'idea che potrebbe essere quella di isolare tutto l'altopiano. Ma cerchiamo di capire allora assieme a Emanuele Munari qual è, cioè come pensa di muoversi per poter tutelare e salvare la sua gente. La proposta dell'Unione Montana di oggi, stimolata dai sindaci, ma soprattutto anche dalla cittadinanza che in questi giorni ha intasato da tutto l'altopiano i nostri telefonini via telefono, via WhatsApp o via SMS, visto anche gli esiti che ci ha dato il modello scientifico di Vo, legato al fatto che in queste ultime 2 settimane l'altopiano ha monitorato tutti gli accessi per quanto riguarda le vie principali, creando di fatto una sorta di normalizzazione e stabilizzazione delle presenze in altopiano stesso, creando come una sorta di barriera naturale a protezione della nostra cittadinanza, visto anche quanto la Regione sta programmando in termini di tamponi da effettuare su tutta la cittadinanza. Da buoni padri di famiglia, in primis abbiamo la salvaguardia e la tutela della salute e del benessere di tutta la nostra cittadinanza dell'altopiano. Di fatto, attuando questo progetto test, potremmo effettuare i tamponi a tutta la nostra cittadinanza, di fatto separando i positivi dai negativi, e attraverso la sorveglianza attiva con le istituzioni e i parenti dei positivi arrivare veramente ad un monitoraggio deciso e perentorio, che di fatto creerebbe le condizioni per accorciare i tempi di sanificazione del nostro altopiano ed arrivare magari anche alla normale attività socio-economica dei nostri operatori qui sul nostro meraviglioso territorio. Abbiamo sentito la proposta lanciata dal sindaco di Gallio, nonché presidente proprio dell'Unione Montana dell'Altopiano, la Spettabile Reggenza dei 7 comuni, Emanuele Munari. E si diceva, si parlava, si è ripetuto tante volte nel corso delle nostre dirette in questi giorni, si parlava di solidarietà, si parlava di questa grande macchina che sta lavorando per aiutare soprattutto gli ospedali e il personale sanitario che lavora all'interno degli ospedali con la donazione di macchinari di ultimissima generazione, macchinari all'avanguardia, ma soprattutto macchinari come possono essere i respiratori che possano servire a salvare concretamente vite umane, ed è questa l'iniziativa che è stata avviata dall'associazione di imprenditori bassanesi Helios Onlus, che da tempo già tra l'altro questi imprenditori sono impegnati nell'acquisto di macchinari di ultimissima generazione per il San Bassiano nello specifico, e adesso hanno attivato questo conto corrente a cui tutti possono accedere. Vediamo. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati. Aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios per questa emergenza sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricovero positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25U 05 38 76 02 6 0 0 0 0 0 35 34 53 82. Contribuisci per vincere insieme.
insieme davvero ce la si può fare. Tra l'altro stanno arrivando diversi appelli da persone dello spettacolo, abbiamo visto per esempio l'attore Alessandro Preziosi, da imprenditori, abbiamo sentito la voce dell'ex presidente della Fondazione Città della Speranza Andrea Camporese, ci sono anche sindaci, amministratori. Allora sentiamo proprio l'appello che ha lanciato attraverso le nostre telecamere con un videomessaggio la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini. Buongiorno a tutti. Ho appena ricevuto una telefonata che mi ha fatto veramente arrabbiare, ma soprattutto preoccupare. La telefonata, il succo è questo: non abbiamo abbastanza respiratori. Ma come è possibile che nei nostri ospedali non ci siano abbastanza respiratori? Che magari non si sia pensato, era impossibile di fatto pensare a questa tragedia che stiamo vivendo. Ma possiamo rimediare donando, aiutando le nostre associazioni, i nostri ospedali, inviando del denaro. Bastano 5 euro, 10 euro, quello che avete nel cuore, per poter acquistare i respiratori. Un respiratore può cambiare la vita e può decidere sulla vita e la morte delle nostre persone. Vi prego, dobbiamo fare in modo che tutti noi, nel momento in cui entriamo in un reparto di terapia intensiva, possiamo avere la possibilità di avere un respiratore che ci aiuti a vivere. In questo momento è importante essere uniti, è importante fidarci di associazioni che sono del territorio e lavorano per il territorio, ed è importante garantire a tutti la possibilità di essere salvati e di essere guariti. Quindi tutti voi potete contribuire davvero ad aiutare soprattutto i medici, infermieri, il personale sanitario degli ospedali a aiutare loro a salvare le nostre vite, con l'acquisto di respiratori in primis, che stanno diventando in questo momento così difficile gli unici elementi indispensabili per salvare vite umane. E intanto adesso andiamo a Padova e cerchiamo di capire come la città e la gente stanno reagendo proprio a queste misure restrittive che sono state poste dal nuovo decreto. Dopo la stretta del governo alle attività produttive, anche Padova si adatta. Lungo le vie del centro, poche le auto che circolano. Lungo il listone, i vigili controllano chi si trova per strada. Molti i controlli, quasi tutti sono in regola. I padovani che sono usciti di casa lo fanno per necessità. Sì, in fondo a via San Francesco, sono venuto a fare la spesa una volta a settimana. Quindi è la prima volta che esce dopo una settimana? Sì, esattamente, da lunedì scorso. Sì, ieri che stavo andando in farmacia mi hanno chiesto dove stessi andando, se avevo un pezzo di carta, autorizzazione insomma per uscire, di portarla sempre con me. Una farmacista del centro corre in bicicletta lungo via Roma per consegnare dei farmaci a degli anziani clienti. Per portare le medicine a 2 famiglie di anziani. L'hanno controllata? Non ancora. Ma lei è solita fare questa cosa? No, la stiamo facendo questi giorni. Nelle piazze gli ambulanti delle poche bancarelle ancora aperte cercano di mantenere le distanze. Poche in Piazza delle Erbe, ancor meno in Piazza della Frutta. Anche nelle poche botteghe aperte si fa la fila per entrare. Spostandosi dal centro, percorrendo la circonvallazione, si nota come la presenza di automobili sia ridotta. Questa è la rotonda della Stanga, come vedete. Le macchine sono molto poche. In zona industriale qualcuno cerca di mandare un messaggio positivo per rassicurare che tutto andrà bene.
Abbiamo visto, tutto sommato però la stanno vivendo, almeno le persone che siamo riusciti a intervistare, le pochissime persone, per fortuna, perché vuol dire che in tanti state recependo il messaggio di quanto sia indispensabile restare a casa. Non sembrano, cioè, stanno vivendo in maniera, cioè, con preoccupazione sì, ma non senza particolari timori, terrori o quant'altro, senza esagerazioni. Ecco, affrontano la cosa ben consapevoli che è una situazione molto difficile, molto preoccupante, però senza esagerazioni, quindi vanno sempre, non vanno mai bene queste, si sa benissimo in tutti gli ambiti. Per quanto riguarda i tamponi, abbiamo visto e abbiamo sentito anche tra l'altro dai messaggi che voi telespettatori ci state girando al nostro numero 340 3218 806, che arriva questa richiesta, questo appello forte da parte soprattutto degli operatori che si trovano, gli operatori sociosanitari che si trovano a lavorare nelle varie case di riposo, nelle strutture che sono adibite alla cura di disabili, anziani e quant'altro, richiedono loro di essere sottoposti ai tamponi per capire se sono malati, capire come comportarsi, perché hanno paura di essere contagiati, hanno paura di contagiare loro stessi. Di conseguenza la richiesta di tamponi è sempre più forte, sempre più pressante. Tra l'altro anche ci sono le forze dell'ordine, i poliziotti chiedono di essere sottoposti al tampone in queste prossime ore. Soddisfazione perché la Regione starebbe per estendere i controlli con il tampone agli agenti di polizia in servizio nelle nostre città. La FSP, infatti, la Federazione Sindacale di Polizia, aveva, fin dai primi giorni dell'emergenza, chiesto alla Regione di effettuare uno screening medico tra gli uomini in servizio. Abbiamo appreso che la Regione del Veneto avrebbe accolto la nostra richiesta di estendere al personale di polizia impegnato sul territorio la verifica a mezzo di tamponi. È un'iniziativa per noi importante perché siamo consapevoli che questa sia una battaglia che si vince contro il tempo e in questo momento di tempo ne abbiamo sempre meno. Siamo ora in attesa di conoscere quali potrebbero essere le modalità di queste verifiche. Ora il sindacato attende di conoscere i dettagli e le modalità con cui verranno effettuati i controlli sugli agenti che per il loro lavoro in prima linea sono a rischio di possibile contagio ma anche di involontaria diffusione della malattia. In questi giorni infatti, al pari del personale sanitario, i poliziotti entrano per servizio in contatto con centinaia di persone, molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate, e non ammalarsi è importante per continuare a essere d'aiuto alla comunità. Esperienze come quelle del comune di Vo ci insegnano che anche soggetti asintomatici possono diventare involontari portatori del virus ed è questo che noi intendiamo scongiurare per il nostro personale impegnato sul territorio. E per quanto riguarda le mascherine, oltre 15.000 mascherine, 38.000 camici per gli operatori sanitari dell'U7 Pedemontana sono arrivati nel fine settimana, tutti questi dispositivi utili a rafforzare uno stock a magazzino di tutta sicurezza. E proseguono i rifornimenti da parte dell'azienda Zero, sono arrivati proprio ai presidi dell'ULS 7 Pedemontana, si tratta, lo ripetiamo, di 38.000 camici e 15.000 mascherine di varia tecnologia, oltre a una serie di attrezzature, tutte protettive, occhiali, detergente per le mani e 1.700 litri di soluzione idroalcolica. Sono tutti elementi indispensabili per far sì che chi lavora all'interno dell'ospedale, il personale sanitario, medici, infermieri e quant'altro siano davvero tutelati in tutte le maniere e vengano. Adesso il flusso di materiali è costante, come spiega lo stesso commissario dell'UL7 Bortolo Simoni. I nuovi arrivi vengono immediatamente distribuiti secondo il livello di rischio degli operatori e in base alle scorte del magazzino. Proprio per gestire nel modo più razionale eventuali donazioni, precisa la critica, la direzione illustra anche la corretta procedura per i privati che volessero donare dei dispositivi di protezione e è precisa che le donazioni non devono in nessun caso essere consegnate direttamente negli ospedali, men che meno nei singoli reparti, ma vanno consegnate nei 2 magazzini dell'UL7 Pedemontana per il distretto 1, ovvero il nostro, quello che riguarda l'ospedale di Bassano. Il punto di riferimento, il magazzino di riferimento è collocato in via Carpellina proprio presso l'ospedale, presso il
San Bassiano. Mentre per quanto riguarda il distretto 2, dove ci sta l'ospedale di Sant'Orso, il magazzino di riferimento è a Schio in via San Camillo dell'Ellis. Quindi in ogni caso si può consegnare, quindi sono ben accette anche queste donazioni di materiale da parte di privati, però basta che arrivino non all'ospedale ma nei 2 magazzini, abbiamo precisato, quello di Schio per quanto riguarda il distretto 2 e invece quello che si trova proprio adiacente all'ospedale di Bassano, al San Bassiano, per quanto concerne il distretto 1, oltre a rammentare il grande lavoro che sta facendo l'associazione Helios Onlus per raccogliere fondi per acquistare strumentazioni, in questo caso indispensabili proprio per i medici, per il personale sanitario che lavora all'interno degli ospedali. E tra l'altro sì, momento di crisi, però c'è sempre chi vede il bicchiere mezzo pieno. Allora se magari vengono bloccate tutte le lezioni, anche ad esempio di musica, visto l'argomento, visto il servizio che vi andremo a trasmettere tra poco, c'è però chi decide lo stesso di portare avanti lezioni e quant'altro, di non smettere il proprio lavoro di insegnante, ma soprattutto è un modo per restare concretamente uniti, restare vicini e far sì che la vita continui al meglio. È il caso della Filarmonica Bassanese. Non si ferma la musica che di balcone in balcone, di strumento in strumento viaggia nell'aria a sconfiggere in qualche maniera il coronavirus, come voler diffondere un sentimento di speranza che tutto torni presto come prima. Anche l'associazione Filarmonica Bassanese, grazie alla grande tenacia del suo presidente Domenico Baggio, del suo direttore artistico Davide Pauletto, con il corpo insegnante, ha voluto dimostrare che la musica si può fare a distanza, anche da casa, coinvolgendo diversi musicisti situati in diverse località del Veneto. Ne è uscito un video, ma da domani riprendono anche le lezioni a distanza per quasi tutti i 180 allievi, grazie allo sforzo di una ventina di insegnanti musicisti. Non si può perdere il lavoro fin qui fatto da tutti gli alunni, ci ha spiegato il presidente, quindi al via l'insegnamento dello strumento, della musica, del solfeggio con la tecnologia a disposizione. Utilizzando delle video call, i nostri insegnanti insegneranno a come si suona e ascolteranno come i nostri allievi suonano anche a distanza. Verranno assegnati anche dei compiti per casa. Non facile, perché se sono nozioni di storia forse è più capibile, ma uno strumento tecnicamente va impostato anche l'uso delle dita, della mano. È vero, non sarà facile, ma prima di iniziare a promuovere l'iniziativa in maniera ufficiale abbiamo fatto un po' delle prove con qualcuno, con qualche allievo. La lezione ovviamente va riparata, va ricostruita, va rielaborata da parte degli insegnanti. Adesso una bella notizia, vi mostriamo l'immagine che riguarda il soccorso alpino di Arsiero, che ha donato 150 tute integrali protettive all'ospedale di Schio, 90 acquistate direttamente dalla stazione, le altre arrivate da aziende private della zona di Arsiero, e la consegna è avvenuta proprio nei magazzini. Si parlava prima dei vari magazzini dove può venire consegnato il materiale, in questo caso siamo nel distretto 2, quindi magazzini dell'Ellis. E tra l'altro viene anche affiancata una nota che racconta un po' la storia di questa consegna, e dicono che sabato 21 marzo, nel pieno dell'emergenza coronavirus, sul gruppo WhatsApp di stazione condividiamo una richiesta di aiuto, non un allertamento come gli altri ai quali siamo abituati. La richiesta non arriva da una persona in difficoltà, dispersa o in pericolo di vita, arriva da un nostro collega di stazione, infermiere impegnato in prima linea in un pronto soccorso saturo di presenze e di nuovi arrivi. Sono le 14:30, la richiesta è di segnalare se qualcuno di noi ha in casa tute integrali protettive conformi alle norme igieniche da inviare in pronto soccorso per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. E infatti questi dispositivi stanno scarseggiando, sicuramente quelli disponibili non basteranno per la gestione del picco di ricoveri. Iniziano le prime risposte. Qualcuno segnala di averne una, qualcun altro dice di averle viste in ferramenta, e così si attiva una vera e propria rete di contatti e di telefonate. Alle 18 arriva il messaggio del capostazione: abbiamo preso come stazione tutte le tute disponibili in ferramenta per donarle all'ospedale. Complessivamente le tute raccolte saranno 150.
intervento concluso. Anche questo è il lavoro del gruppo, insomma, del soccorso alpino, davvero una grande, sono queste piccole grandi storie della quotidianità che si stanno vivendo in questo momento di grande difficoltà, in cui più che mai emerge lo spirito di solidarietà, lo spirito d'aiuto, il cuore di tantissime persone che vogliono essere vicine e soprattutto aiutare chi si trova in forte difficoltà. E questa è una storia che vi ho voluto leggere perché è bello sentire, insomma, proprio dalla voce diretta, insomma, anche di chi si è trovato ad affrontare questo momento difficile. Insomma, uniti sono riusciti come sempre, è un po' il mantra di questi giorni: uniti, lavorare uniti. Ecco, loro sono riusciti uniti a trovare tutte queste tute, a portarle al pronto soccorso e quindi a dare una mano davvero agli operatori che agiscono e che si trovano ad essere attivi tutti i giorni in situazioni molto critiche. E tanti messaggi, tanti video e le foto che ci continuate a mandare, vediamo assieme qualcuna. Un, due, tre, quattro. In un mondo che fa paura ormai, non ti aiuteremo, lo sai, tutto passerà e sorriderai, non ce la faremo, sì, tu lo vedrai. Ma adesso resta a casa, esci solo per la spesa, domani un nuovo giorno sarà. E vola la speranza
tanta emozione sentire poi questa canzone che è già intensa di suo, poi rivisitata da chi tutti i giorni mette il cuore, mette la propria esperienza, la propria professionalità per salvare vite umane. Davvero bella questa testimonianza, questo regalo che ci hanno fatto i medici, gli infermieri che hanno appunto sono improvvisati, musicisti e coristi. Davvero bella questo loro messaggio che hanno voluto lanciarci attraverso la musica. Musica protagonista, lo sentiremo anche più avanti un po' di queste giornate. Ci separiamo adesso per qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo.